e ritenevamo appunto che fosse il caso di ricordare due bravi ragazzi veneti, dando opportunità ad altrettanti giovani che appunto attraverso il Consiglio regionale possono completare il loro percorso formativo. Quindi un modo diverso per ricordare e onorare la memoria di due giovani che meritavano tanto. È stata consegnata da Alessandro Grassi la prima borsa di studio intitolata a Marco Gottardi e Gloria Trevisan, i due giovani fidanzati morti tragicamente nel rogo della Grenfell Tower di Londra. Lei era di Campo San Piero, lui di San Stino di Livenza nel Veneziano. Grassi, laureato in management delle pubbliche amministrazioni, seguirà per un anno la Commissione Sanità del Consiglio regionale, analizzando dati e facendo focus sulle politiche sociali. La cerimonia di consegna è in giornata a Palazzo Ferrofini. Queste le parole di Nicola Finco, promotore della borsa di studio. E loro rappresentano un po' la storia di tanti nostri coetanei, ragazzi che dopo il corso di laurea decidono di andare all'estero per intraprendere una nuova esperienza e poi per ritornare in Veneto e mettere in campo la loro professionalità. Quindi li si vuole ricordare con una borsa di studio importante, la prima borsa di studio all'interno del Consiglio regionale, che servirà sicuramente a migliorare la pubblica amministrazione, ma per lanciare un messaggio alle nuove generazioni che il Veneto ha bisogno di giovani e sui giovani noi puntiamo.